prossimi. Beh, i prossimi aspettano a noi, giustamente. Il prossimo è il gruppo. Vince il premio miglior gruppo, nonché unico. Quindi insomma la scelta era un po' obbligata, però se lo sono meritato. Era l'unico, però era comunque meritato. Se ci fosse stato un altro gruppo probabilmente avreste vinto comunque. Avete spaccato lo scopettone, l'abbiamo gradito, al punto tale che vince il gruppo di Kuro Shisuji. Un applauso per questo gruppo di pesi massimi. Un applauso. Premio. Se ne occupa Boulai. Ma che roba? Vincono questo gioco da tavolo. Vincono un gioco da tavolo. È uno scenario. Yeah. Beh ragazzi, insomma, l'avete meritata la vittoria, ci è voluto tanto per preparare la scenetta, immagino. 3 mesi. 3 mesi. 3 mesi, beh. Neanche la presentazione delle Olimpiadi di Atene. Bravi. Che altro dire? Applauso ragazzi. E allora direi, per quanto riguarda il premio maschile e il premio femminile, facciamo insieme. Direi di fare insieme sia il premio maschile che quello femminile. E abbiamo rispettivamente Pam e Verde. Non è molto rispettivamente però. Ma panna è verde, a me mi sembra rossa. Comunque precisiamo che la Pam è il supermercato, Pam e vincono una Rick Action Figure di Luffy e Nakatana Rosa. Marco! Una La rosa la volevo io. Oggi vieni su Marco, cittadina rosa. Ok, io direi di farvi il tour di questo parco anche la giuria. Così possiamo venire. Sì, ecco, vabbè basta, avevo già fatte salire, sono chiarite tutto, però Vabbè, scusa, ma se esatto, Giulia si vergogna. oh, ragazzi, state salendo. che intanto che ci siamo sfidiamo la solidità di questo parco invitando anche la giuria. Io inviterei ovviamente tutti i cosplayer per fare una bella foto di gruppo con del Polizia Gomez. No, Senza vergogna. bisogna sfidare in questo parco, dai, voglio altre Siete persone. cosplay, non dovete avere vergogna. Dai, chi viene qua? Comunque ragazzi, la sfida adesso che siamo saliti è saltare anche non crolla. Secondo me c'è 2, 3, massimo 4 sali. Ma un altro? Sì, dai, facciamo a fila. Ragazze, sentite, dai una mano, fa il cavaliere che sto pezzerone capellone, che cazzo. Grazie. Abbiamo 2 cosplayer anche qui su questa parte del parco. Un bel applauso anche a loro due. Tu lo voglio convincere questo applauso. Tu? Ci sono anche 2 cosplayer. Beh, detto questo, ma chi è che sta a fare la foto tanto per curiosità? Ah, ok. Vabbè, ci piace. Beh ragazzi, dopo questa la gara cosplay è conclusa, quindi le premiazioni pure sono concluse, speriamo che vi siete tutti divertiti quanto si è divertita Cecilia, giusto?